Entriamo nel museo archeologico. Ci sono i reperti trovati nel nostro territorio, a partire dall'età del bronzo, passando per l'epoca romana, medievale e infine rinascimentale. In questa parte si conservano gli oggetti dell'età del bronzo e del ferro, utensili di uso quotidiano. Il pezzo più importante conservato qui è un cippo grommatico romano ritrovato nel letto del fiume Brenta. Questo cippo veniva usato per delimitare il territorio in epoca romana e lo si metteva negli incroci tra Cardo e Decumano. Qui in fondo invece abbiamo queste bellissime ceramiche rinascimentali, tutte decorate con motivi vegetali e animali dai significati simbolici.